Scatman's World. Veneziano, ragazzi, sappiamo che la Serie A lui gioca anche lui con una... No, Serie A misto, niente, proprio una squadra a cazzo. E vediamo la Serie A come va con contro questa squadra. Vai. E si comincia. Eh sì, prima bella vittoria all'esordio. Vediamo un po' la Serie A che è veramente scarsetta, nel senso non ho grandi giocatori. Chiaramente ho puntato più sulla Premier, che volevo fare la Premier quest'anno. Lichtsteiner. Keita, bello. Proprio un passaggio degno del miglior Kumenda. Oh la 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 la, oh la 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 la. Questa è la seconda partita, ragazzi. Vediamo il Nino come si trova nello scacchiere del Kumendone. Centrocampo forse la parte più forte con Strootman e Nainggolan. Che dentro le fasce Lichtsteiner che non è malissimo e Bonaventura insomma nel gioco è proprio fortissimissimo. Vediamo, insomma, vediamo. Con calma. Bravo. Purtroppo all'inizio non è facile fare squadre forti. Sono anche fortunato a trovare Bruce Wayne. Buttala via, Beppe. Bravissimo. Mamma mia. Mamma mia, rischio subito. Rischio incalcolable. Abbia. Vai, abbiati. Abbiati. Nainggolan. E il Nino. Che bella prestazione la prima contro l'Empoli. Strootman, Kevinone. Sbaglia Strootman. Mancano i Pogba, i Vidal, ragazzi. In Serie A mi ci vorrà un po' per fare la squadra. Attenzione però il Nino Torres. Il Nino! Parata del portiere. Peccato. Vai, mettila in mezzo, Beppe. Incornata della vita! E il portiere la para, non ci credo. Comunque a me anche i portieri sembrano a posto, a parte qualche errore, ma che ci stanno anche nella realtà. Vedi Diego Lopez contro il Parma. Attenzione al Ninius. Attenzione Keita per il Nino. Rigore, non me lo dà. Siamo partiti bene però, Beppe. Attenzione Raja, no. Dai Fio, sveglia. Vai Kevin. Porca troia, che errore che ho fatto. Sì. Ho buttato via la partita e gli ho regalato io il gol. Peggio di così. Che sfiga, oh, però. Dai. Offensiva, proviamoci. Vai Keita. Vai Keita. Sì, cazzo, Keita! Siamo ancora vivi. Vai Keita. Bravo Keita. Adesso per favore proviamoci senza prenderlo, proviamoci a vincerla, che la stiamo strameritando. Beppe. No, adesso no. Buttala via, bravo. Dai. Quanto mi piace sto FIFA. Lichtsteiner se ne va. Sfruttiamo che sembrano più stanchi loro. Lichtsteiner. Ma non così, beh, adesso rischio anche il contropiede. Pablotto. Brutto. No, non può dare il rigore così, ma dai. Dai a cagare, va. Pazzesco. Coca-Cola, Rov. Andiamo a perdere la partita così, incredibile. Sì,
cielo, il cielo, Coca-Cola lo il cielo. Siamo ancora vivi. Siamo ancora vivi. Adesso proviamo la beffa, il beffone. Niente. Va bene che il pareggio a questo punto, va benissimo il pareggio, guarda. Occhio, no adesso, per favore. Niente. Bravo Abbia, grazie. Grazie. Però stiamo soffrendo tanto adesso, eh. Stiamo soffrendo troppo, buttala via per piacere, buttala via. Partita dalle 1000 emozioni. Dai, fischia Paolo. Finisce qua ragazzi, 1-1, 4 punti di campionato, dai, dopo 2 giornate, non male. Questa Serie A devo migliorarla tanto, però perché non è una squadra incredibile, però nel complesso la partita meritavo di vincerla, però agli ultimi minuti è stata una sofferenza. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.